Buon, pronti? Allora, buonasera a tutti, grazie di essere arrivati anche con queste condizioni meteo che in vita mia per la prima volta devo dire che sì, capisco cosa vuol dire stare per tanto tempo in queste condizioni e che effettivamente debilita. Allora, io non mi sono preparato niente, quindi farò bene, farò male e cerchiamo di fare una cosa anche semplice e simpatica. L'occasione è questo libro in cui ho raccolto oltre 750 proverbi dialettali. La particolarità è che questa volta sono tradotti in spagnolo. L'occasione è quella dei 40 anni del gemellaggio e dei 140 anni dalla fondazione di Cipilo, e questa già è una buona occasione, una buona motivazione. Un'altra è un desiderio, un desiderio un po' più ambizioso, che è quello di provare a raggiungere i milioni. Non tutti compreranno il mio libro naturalmente, ma di raggiungere il più possibile i veneti sparsi in Italia e nel mondo. Ci sono delle comunità sia in Italia che all'estero di veneti che a volte più di noi apprezzano le origini e la nostra cultura popolare, e quindi so ad esempio in Brasile di comunità che si ritrovano regolarmente, quasi ogni domenica mangiano la polenta, cantano Me compare Giacometto, fanno polenta e osei, tripe, robe incredibili. Ho visto i video e se no avrei fatto fatica a credere. E il desiderio invece più grande è quello di sdoganare un po' l'idea che il dialetto e la cultura popolare sono cose che dobbiamo mettere da parte, dimenticare, che ci ricordano dei tempi magari tristi o brutti o di sofferenze, di tribolazioni. Io penso che adesso che bene o male tutti abbiamo la garanzia delle cose che servono di base, sia il momento di rivalutare la cultura popolare e considerarla davvero una ricchezza, un qualcosa che deve essere tutelato, che non è in contrasto con l'italiano o con la cultura nazionale. È una cultura che chi ce l'ha ha un qualcosa in più. Quindi cominciare dalla lingua, e dietro la lingua avrete occasione di vedere i proverbi. Dietro la lingua, dietro i proverbi, dietro le espressioni dialettali c'è la cultura, c'è la tradizione, c'è la saggezza di un popolo, c'è il rapporto sociale fra ricchi e poveri all'interno della famiglia, c'è l'alimentazione, c'è l'ironia, e quindi spero che questo sia un aiuto per salvaguardare questa ricchezza, e che siamo noi i primi a rendercene conto che è passato il tempo di considerarla come segno di arretratezza, ma che è un qualcosa in più. Dobbiamo saper parlare in italiano, dobbiamo saper parlare in inglese, in spagnolo e in tedesco se fosse possibile, ma non è detto, ma questo non esclude che possiamo conoscere e parlare anche la nostra lingua, che è quella che in gran parte di noi ci ha visto crescere, e che è la lingua di casa, dei nostri genitori, dei nostri amici. Bene, io vorrei intanto ringraziare l'amministrazione comunale che mi ha concesso questo spazio. Qui ho il sindaco che adesso farà due parole, e ringrazio da subito degli amici che mi hanno aiutato anche in questa occasione, quindi Doris e Renato Di Donè, Mario e Lucia Revolfato, poi c'è Moreno Nobile, gli amici di Valdo TV, e quindi anche Amare e Stramare alla fine, perché gran parte fanno parte di questo gruppo.
E, Sindaco, se vuole fare un saluto intanto. Certo, buonasera a tutti, vi ringrazio anch'io per essere qui numerosi, nonostante ecco, la fatica di queste giornate caldissime. D'altronde se avesse piovuto sarebbe stato peggio, Mariano, no? Ci avrebbe privato di questo contesto che a noi piace tanto, ecco, la nostra Corte Finadri, proprio davanti all'ingresso del municipio. E Mariano dice non mi sono preparato, ma sappiamo che non è vero. Mariano, conosciamo ecco, la precisione, la dedizione, ecco, la passione che ci mette in tutti i suoi lavori, soprattutto quelli che riguardano ecco, il nostro comune. Per questo lo ringrazio, perché davvero è anche grazie al suo lavoro che tanto della nostra storia, della nostra tradizione e del nostro passato viene ancora ricordato e sarà ricordato soprattutto nei decenni a venire. Cominciamo questa sera, ci avviciniamo, ecco, cominciamo ad avvicinarci ai festeggiamenti per questo importante evento, questo 40° di gemellaggio con il comune di Cipilo. Abbiamo fatto un lungo percorso iniziato a ottobre dell'anno scorso e grazie al grande aiuto del comitato Gemellaggi, alcuni di loro sono qui presenti e non finirò mai di ringraziarli, abbiamo davvero fatto un percorso di condivisione con i cittadini, con la cittadinanza, e quello che è emerso è alla fine una conferma che questo è un gemellaggio davvero di cuore, davvero sentito, davvero pieno di contenuti. E stasera lo celebriamo celebrando, scusate la ripetizione, ecco, quello che è forse il filo conduttore più importante, più tipico e caratteristico che lo distingue un po' dagli altri gemellaggi, che è quello della lingua. Non serve ecco, che probabilmente, sicuramente lo saprete, insomma, come saprete tutti, la condivisione di questo dialetto tipico a una così grande distanza, ecco, qualcosa di veramente particolare. È sicuramente rappresenta, mi sento di dire, tanti altri gemellaggi o comunque tante altre realtà che magari non sono state consolidate attraverso un qualcosa di ufficiale come è stato questo con Cipilo, ecco, ma sappiamo quanti veneti, quanti emigranti ci sono sparsi nel mondo, e quindi ci piace anche pensare che sia un po' un simbolo per ricordare, per sentire più vicini, far sentire più vicini anche tutti gli altri. Io ringrazio per la presenza la collega sindaca Serenella Bogana di Alano di Piave, perché sapete che Segusino ha fatto il gemellaggio, ma quando nel 1882 gli emigranti sono partiti dall'Italia, ecco, erano un po' provenienti da diversi paesi della zona e non solo, quindi qualcosa che ci accomuna come territori. E anche l'assessore Falcade di Valdobbiadene per la sua presenza, e ovviamente Agostino Coppe, perché ricordiamo insomma che il tutto è iniziato grazie alla sua idea e alla sua iniziativa. Oscar De Bona, presidente Bellunesi nel Monto, stavo per dire Trevisani. E com'è? L'UNAIE, quindi ecco, scusatemi, questo mi era sfuggito. L'UNAIE, quindi l'Associazione Nazionale di tutte le associazioni degli emigranti in Italia. Vi lascio, buona serata, buon ascolto. Per chi vorrà vi aspetto sabato prossimo qui, sempre qui, sabato 30 luglio dalle 3:30 cominceremo i festeggiamenti, sapete, con l'ambasciatore del Messico in Italia che sarà con noi. Arriverà anche il sindaco di Cipilo che raggiungerà i già qui presenti cipilegni o messicani che sono già qui con noi. Adesso non li vedo, a parte i tuoi interlocutori, diciamo ospiti della serata. Abbiamo anche gli artisti Omar e Ivano Galeazzi che sono già qui all'opera da un paio di settimane. Buona serata e buon ascolto. Grazie.
Sì, infatti questa iniziativa ha anche il patrocinio dei 3 comuni di Alano, Quero Vas e Valdobbiadene e delle province di Treviso, di Belluno, dell'ambasciata messicana a Roma, della società Dante Alighieri, che è una società diffusa in tutto il mondo che ha l'obiettivo di tutelare la lingua e la cultura italiana, e l'Università di Puebla, il PUAB, e poi avremo occasione di sentirne degli esponenti. E dimenticavo di ringraziare, perché devo farlo e con piacere, anche Geometra Cappellin, che mi ha predisposto la pratica, si dice, per la serata, e l'associazione della protezione civile con Fiorello Stramare e Massimo Spader, che garantiscono la tranquillità e la sicurezza della serata. E, dicevo, ho il patrocinio anche dei 3 comuni confinanti, perché se è vero che il gemellaggio è stata un'idea portata avanti, coltivata, finanziata dal comune di Segusino, per cui il gemellaggio è con Segusino, è anche vero che gran parte delle famiglie emigrate nell'82 erano di qua, però anche della zona limitrofa, per cui mi sembrava un segno così di estendere in questa occasione, di coinvolgere i comuni vicini, che hanno visto anch'essi tante famiglie partire, soprattutto Quero e Valdobbiadene in particolar modo, poi anche Alano, Maser, non si finirebbe più, Lentiai, Feltre, Cesio Maggiore. E la signora Bogana, non so se vuole in rappresentanza fare un saluto a nome dei 3 sindaci. La ringrazio intanto di essere qua. Buonasera a tutti, buonasera Presidente. Un breve saluto lo porto anche dal Presidente Roberto Padrin, Presidente della provincia di Belluno, che ha accolto immediatamente e con favore la proposta di concedere il patrocinio, perché se è vero che il cuore di questo gemellaggio è Segusino, però le nostre zone sono state segnate da un'emigrazione verso al di là dell'oceano, diciamo così, ma anche nel resto dell'Europa. E l'emigrazione è un fenomeno che ha segnato fortemente quelle che sono le nostre comunità. Per cui questo lavoro io credo serva proprio a cementare questo legame che noi abbiamo con i nostri connazionali che sono all'estero e anche con quelli che sono tornati. Io credo e vedo anche quotidianamente, soprattutto in estate, quando i nostri emigranti tornano magari nella casa dei loro, che è stata dei loro genitori, o qualche volta in albergo, perché magari le vicende della vita non sono sempre facili e felici, il legame che c'è è un legame indissolubile per quelli che sono più vicini a noi in Europa. Immagino che i nostri connazionali al di là dell'oceano ecco, apprezzeranno in modo particolare e il fatto, ammetto candidamente la mia ignoranza, pensavo fosse un fenomeno tipicamente di Segusino, l'emigrazione a Cipilo. Aver scoperto che anche dei nostri paesi limitrofi molti sono quelli che hanno scelto questa via, immagino con la morte nel cuore, perché lasciare il proprio paese non è mai un evento felice, no? Però io credo sentiranno tutto il nostro affetto, tutta la nostra vicinanza e sentiranno una volta di più la loro comunità vicina. Per cui grazie a Mariano che si è dedicato proprio attraverso questo filo della lingua, no? che ci lega in modo particolare con la riscoperta di questi detti dialettali ed è un trattato che senz'altro rimane proprio per cementare quello che noi siamo stati. Grazie veramente e buona serata a tutti. Grazie a lei. Bene. Gli ospiti, i relatori, se si vogliono accomodare intanto,
li nomino e li ringrazio già fin d'ora. Flavia Orsini la ringrazio tantissimo perché, per chi non lo sa, è stata autrice e coautrice col professor Mario Sartor di 100 anni di emigrazione, che è stato il primo lavoro importante che ha messo su carta quello che è successo 140 anni fa. In più è una linguista, per cui la professionalità più competente per dare anche un giudizio e un aiuto a questo mio lavoro. Poi c'è Edoardo Crivelli Minuti, che rappresenta lo sviluppo di questa emigrazione, nel senso che lui è docente universitario a Puebla, ma è originario di qua, e quindi dimostra come gli italiani che sono andati in Messico, come in tutto il mondo, hanno avuto occasione di mettersi in evidenza, di raggiungere i posti che magari potevano sembrare solo riservati alla gente del posto. È la persona più idonea a questo lavoro che gli ho chiesto, quello di tradurmi in dialetto, scusate, i proverbi dialettali in spagnolo, perché non si tratta di una semplice traduzione, ma deve esserci a monte la conoscenza delle diverse culture. Non basta conoscere la lingua, ma come lui, che parla correttamente il dialetto e che questi proverbi li ha sempre sentiti nominare anche in casa, e che ha frequentato Segusino e ovviamente il Messico, ha dato un apporto importante a questo mio lavoro. Poi c'è il professor Giuseppe Lobrutto, sempre dell'Università di Puebla, che è direttore dell'Istituto di Scienze Sociali e Umani. È qui in certo senso di passaggio e abbiamo colto l'occasione perché oltre ad essere persona competente potrà anche magari farci da tramite per qualcosa che va al di là dell'oceano. Quindi lo inviterei intanto, ma io direi possiamo anche salire, no? Ecco, sedete dove volete. E darei la parola intanto per il saluto al professor Lobrutto. Sì, buonasera a tutti. Sono siciliano, però vivo da 14 anni in Messico, quindi potrete capire il mio accento. Io sinceramente, quando Edoardo e Mariano mi hanno detto che potevo venire qua, ero in zona, ho detto approfitto. Il nostro istituto ha partecipato un poco all'edizione di questo libro, volevamo pure che ci fosse l'ISBN dell'istituto, ma per motivi burocratici e amministrativi non ci siamo riusciti. Speriamo che per la prossima volta ce la facciamo. Io ho scritto qui 2 brevi cose, neanche mezza paginetta. Mi ha colpito molto il libro, capisco un poco l'accento, il veneto. Non vi nascondo che con mia moglie quasi ogni fine settimana andiamo a Cipilo, dove si mangia benissimo, è una piccola Italia lì a Puebla, e penso che come preside dell'Istituto di Scienze Sociali e Umani per me è un grande onore poter stare qui con voi. Effettivamente, come segnala la professoressa Flavia Orsini, l'autore utilizza un metodo etnografico performativo. A me mi ha colpito molto questo termine, in cui la conoscenza con l'altro, cioè la maniera in cui si condivide la vita, le esperienze e i ricordi, sono un elemento centrale nella costruzione del libro. E la stessa professoressa Orsini ci indica come nel mondo accademico sia meglio parlare oggi di paremia e non di proverbi. Lei poi ci spiegherà il perché, però a me ha colpito molto. Io non sono un linguista, io sono un sociologo, quindi leggere questo libro e pensare anche nei proverbi della mia zona mi faceva riflettere. E mi ha colpito anche l'aspetto metodologico che Mariano usa, la scelta degli 80 soggetti che ha intervistato durante tutta la sua ricerca, e con delle caratteristiche specifiche, persone anziane che provengono da famiglie,
di qua e soprattutto che conoscono il dialetto e che hanno frequentato ambienti rurali, mi sembra che è molto interessante la maniera in cui lui ricostruisce tutti questi proverbi, che più di 750. Leggevo nella premessa della professoressa che in Italia ci sono altri molti dizionari, e quando ho letto che erano 750 i proverbi di Mariano mi ha colpito tantissimo. E una cosa che devo dire e che pure mi colpiva era il primo momento dello studio. Una persona che ha vissuto 103 anni, la signora Pulcheria Coppe, un esempio vivente di questi proverbi, e ciò che mi colpiva era quello che diceva Mariano, uno spartiacque, un confine, la seconda guerra mondiale, nel senso che c'è tutta una serie di proverbi che provengono, che la signora ci fa, diciamo, riavere, perché comunque era stata in relazione con persone del 1800, del XIX secolo, e poi dopo la seconda guerra mondiale c'è questo, sarà forse l'idea di sviluppo di questa globalizzazione galoppante, omogenizzante, un certo dimenticatoio, ma non è solo qua, quello si vive un po' dappertutto. Io penso che i dialetti, che come dice la professoressa venivano dati in estinzione 150 anni fa, oggi sono molto presenti. Non vi nascondo che qualche settimana fa, 10 giorni fa, anche parlando con mia sorella, io gli dicevo: bisogna parlare in dialetto con i nostri figli, non bisogna dimenticare la nostra identità culturale. Io parlo il siciliano, per me è la mia prima lingua, lo spagnolo è un'altra lingua madre oggi per me, ma io dimentico parole in italiano, non dimentico parole in siciliano. I dialetti servono pure per mantenere lo status quo, quello è anche vero, la relazione tra Stato, Chiesa, società, la maniera in cui durante secoli questi proverbi, che rappresentavano anche un'interpretazione delle relazioni sociali, politiche, economiche in cui i contadini comunque vivevano, facevano capire come il mondo era quello e così doveva essere, quindi rappresentavano anche una maniera di vivere, una maniera di dover continuare negli aspetti normali della società. Io non voglio qui stare un poco a stancarvi, però quello che posso dire è che mi ha colpito un proverbio, perché mi fa pensare molto alla storia del mio paese. Io sono di Mussomeli, in provincia di Caltanissetta, spero di pronunciarlo bene. Qui nel libro si scriveva intorno a Tinelo, questo personaggio. Noi abbiamo altri personaggi giù in Sicilia, così. Io pensavo ogni paese ha il suo proprio personaggio, si chiama Marcu, in siciliano Marcu. È uguale la storia, quindi dicevo, com'è interessante, siamo due culture italiane ma con due culture completamente diverse dal punto di vista della lingua, della gastronomia, della maniera anche della relazione che abbiamo avuto come contadini nel XIX secolo con le istituzioni. Però era interessante la storia di Tinello, cioè questo proverbio, a me mi ha colpito tantissimo e penso che, come diceva la professoressa nella sua premessa, poi si ripetono in altre zone anche con differenze linguistiche, con differenze. Cercavo di capire qualche dialetto leggendolo prima nella sua premessa, poi sono dovuto andare a cercarlo nella traduzione perché non lo capivo, il veneto totalmente, quindi meno male che c'era la traduzione all'italiano e la traduzione allo spagnolo. Finisco, voglio concludere con una frase con cui Edoardo conclude la sua premessa. Edoardo lo conosco da quando? Da più di 10 anni, è stato il mio alunno, lavoriamo insieme, è una persona con cui io ritrovo l'Italia in Messico, e lui mi è piaciuto molto come conclude la sua premessa come traduttore. Edoardo dice che Cipilo e Segusino finiscono per tessere la loro identità nel grande telaio della cultura universale, formando una complessa trama di fili di appartenenza locale che non può scomparire, ma eventualmente trasformarsi, assumendo volti nuovi e percorsi mutevoli. E questa è la verità. Segusino e Cipilo sono un'unica identità culturale. Io sono qua, mi sembra di essere a Cipilo, non mi sembra di essere in un altro paese. È troppo forte la relazione che c'è tra queste due comunità. Per chi vive all'estero è impressionante vedere persone nel cuore del Messico che ti parlano in dialetto veneto, la cui cultura gastronomica, la cui cultura è veneta, e penso che magari sia arrivato
dopo 100 anni il gemellaggio, però speriamo che duri altri 100 anni questo gemellaggio, sia stata una delle più belle cose che sia stato fatto tra queste due comunità. Grazie mille e un grosso ringraziamento anche a Mariano per l'invito e tanti auguri per il libro. Grazie, grazie davvero. Vuole mettersi qui che fosse più comoda che posto così l'appoggiamo? Ma stai passando a lei, come mai? Allora, il mio compito oggi, quando ho pensato a che cosa avrei dovuto dire, mi sembrava estremamente facile. Tutto sommato si trattava di presentare un libro e il suo autore. Però quando ho cominciato a pensare al qui e ora, a queste circostanze specifiche di questo libro e di questo autore, mi sono resa conto che la cosa non era così banale. Perché? Perché io ho conosciuto Mariano meno di un anno fa, credo, e sostanzialmente proprio intorno a questo libro. Bisogna dire che l'empatia è stata immediata e la stima, che credo reciproca, è cresciuta anche nel tempo. Però Mariano è nato e cresciuto qui a Segusino, collabora con l'istituzione pubblica e quindi immagino che la maggior parte di voi lo conosca molto meglio di me. Il secondo punto, il volume è dedicato a proverbi che sono stati raccolti proprio in questa comunità. Si può dire che è stato scritto da voi, o comunque ne conoscete ampiamente il contenuto. C'è un terzo elemento che, in un contesto diverso da questo, avrebbe generato una certa curiosità e avrebbe richiesto una spiegazione, cioè il sottotitolo Detti popolari tra Prealpi venete e Altopiano messicano e la traduzione in spagnolo. Credo non ci siano precedenti di una raccolta di proverbi locali, cioè credo, sono particolarmente sicura, che giustifichi una traduzione in lingua straniera. Però sono certa che qui a Segusino non è assolutamente necessario spiegare niente, cioè la vicenda tra Cipilo e Segusito direi che l'avete vissuta in carne e sangue, non soltanto in parole e lingua. E poi, per fortuna, questo terzo elemento sarà spiegato ampiamente da Edoardo Crivelli Minuti, che oltre a essere un cipilegno doc ha appunto realizzato la traduzione di questi proverbi. Allora, che cosa dire? Perché siete qui per ascoltare qualcosa relativamente a questo libro. Allora, per fortuna mi sono ricordata di un proverbio. Così vi mostro anche uno dei moltissimi usi che si fanno nella conversazione dei proverbi, cioè quando non si sa bene cosa dire, non si trovano grandi argomentazioni in una discussione, spesso si ricorre ad un proverbio. Il proverbio lo cito in latino, ma ne troviamo varianti in moltissime lingue moderne. Nemo profeta in patria. Immagino che sappiate da dove viene tratto, i Vangeli, tutti e quattro tra l'altro, e la vicenda è quella di un personaggio che pretende di spiegare la Torah in sinagoga e i suoi ascoltatori dicono: ma quello non è il figlio del falegname, noi conosciamo sua madre, suo padre, i suoi fratelli. E come si permette di assumere una posizione così rilevante? È un proverbio che sottolinea la difficoltà a veder riconosciute le proprie capacità, le proprie qualità, anche le acquisizioni culturali e sociali proprio nel proprio ambiente di nascita, magari al di fuori è più facile. Curiosamente, questo proverbio è spiegato dal titolo di una delle prime pubblicazioni di Mariano. Anche qui mi scuso per l'accento, anch'io mi scuso per l'accento, perché la varietà altoveneta è tra le più complicate da pronunciare. Se tu de chi poticeo, cioè a chi appartieni tu, bambino? Ed è una frase che fino a qualche decennio fa era usata anche nel paese dell'Alta Padovana in cui vivo, perché la persona era identificata non tanto dal suo nome,
quanto dal cognome e soprannome di famiglia da cui proveniva. E la famiglia, in passato, forse più di oggi, significava spesso il suo presente e anche il suo futuro. Quindi io non so se tutti sappiano che Mariano è un appassionato ricercatore di cultura materiale, di storia e lingua locale, che ha pubblicato su questi temi vari e apprezzati volumi, attuando quello che giustamente definisce scavo linguistico e archeologico nella memoria dei suoi concittadini. Citando la premessa di Danilo Gasparini, che mi ha fatto piacere rivedere oggi in questa sede, la premessa è A vivere sull'ERT del 2015, Gasparini dice: la bibliografia è ormai sontuosa. Cominciando dalla raccolta di immagini in cartolina del 1994, continuando nel 1995 con la ristampa anastatica della testimonianza nella seconda metà dell'Ottocento di Antonio Vecellio, Un giorno a Feltre e due nel suo territorio, nel 98 con la citata raccolta di soprannomi Setud Kipo Ticeo, nel 2001 con la prima versione dei Proverbi de Confin, nel 2004 con Modi de dir, modi de far, dire e fare di un tempo tra Prealpi, Trevigiane e Bellunesi, nel 2007 con Stramare, un borgo, un cognome, nel 2015 con il corposo e interessantissimo volume Vivere sull'ERT, montagna e mezza costa in un paese delle Prealpi Trevigiane, e oggi con questa nuova edizione accresciuta dei Proverbi di Confin. Forse ho dimenticato qualcosa, Mariano? No? Basta così? Sempre citando dalla premessa di Danilo Gasparini, Mariano ha lavorato sulla cultura popolare di questo villaggio di mezza costa, Stramare, comune di Sigusino, abbandonato per l'anagrafe ma non per la memoria, e sul territorio circostante ha lavorato con le foto, con l'onomastica, con i proverbi, con gli oggetti, ha lavorato con la ricerca storica, sempre con la modestia di chi si avventura in territori nuovi chiedendo consigli e aiuto. E Gianni Secco dei Velumat scriveva: la passione che metti per cercare di vivificare le usanze della tua terra continua a stupirmi. Da parte mia aggiungo che il valore particolare di questa raccolta sta proprio nella qualità speciale del ricercatore. È già stato ricordato questo aspetto dal professor Lobrutto. Non il solito marziano venuto da un altro mondo o piuttosto dall'altra parte del mondo, come a volte capita, e magari nel nostro provincialismo ne siamo affascinati. Al contrario, è un membro della comunità e al tempo stesso osservatore culturalmente preparato ed attento, in grado quindi di attuare quella che viene chiamata appunto etnografia performativa, è stata appena citata. Quindi non una conoscenza, non una conoscenza dell'altro o sull'altro, ma con l'altro, condividendone vita, esperienze e ricordi. Per venire al secondo punto, il contenuto del libro. Ecco, non so se voi vi siate mai chiesti che cos'è un proverbio. A me sarebbe piaciuto fare il gioco didattico che facevo spesso con i miei studenti, cioè chiedere a loro una definizione, perché questo è il tipo di domanda che non ha una risposta della serie giusto o sbagliato, ma come accade con gli oggetti complessi, ogni definizione aggiunge un elemento esplicativo. Certo non abbiamo il tempo di fare tutto questo, ma vorrei accennare a questo problema, cioè che cosa trasforma un'affermazione in proverbio mentre una del tutto analoga, del tutto simile come costruzione, come lessico, come altro non lo è. Va detto che l'interesse per questi minimi frammenti di lingua ha occupato la mente di molti intellettuali, e non stupitevi dei nomi che citerò, perché a partire da Aristotele, passando per il grammatico latino Elio Donato, fino ad arrivare a innumerevoli studiosi contemporanei. Dicevo nella premessa che quando si comincia ad occuparsi sul serio di proverbi si viene travolti da una bibliografia, letteralmente travolti da una bibliografia immensa. E qui abbiniamo la paremiologia,
perché a partire proprio dagli anni 90 del secolo scorso si ritiene necessario parlare di una disciplina scientifica specifica chiamata paremiologia, proprio per sottrarre il proverbio da questa idea che sia una cosa poco importante, poco interessante, tutto sommato con la svalutazione che di solito si fa della cosiddetta cultura popolare. Per cui si sostituisce al termine proverbio, che è di origine latina, pro verbum, cioè un'espressione che sta al posto di un'altra, un grecismo, parimia, che è stato definito, che si trova nei lessici bizantini, parola utile nella vita, parola utile nella comunità. E questo, come sentite, è una definizione diversa e decisamente più interessante. Quando si è stato chiesto a comuni parlanti che cosa fosse un proverbio, si sono ottenute in prevalenza definizioni simili a queste. Un condensato di esperienze vissute, forse se avete provato a rispondere tra voi a questa domanda, cos'è un proverbio, vi riconoscete in una di queste definizioni, qualcosa che si pronuncia come una formula magica, una tradizione, una saggezza tramandata, una specie di fossili che testimoniano il modo di pensare di tempi passati. Le parole più frequentemente usate in queste definizioni sono state tradizione e tramandare. E certamente la trasmissione tra generazioni è un tratto rilevante, ma non sufficiente a individuare una forma proverbiale, perché se non c'è una documentazione scritta e per le lingue orali, come sono i dialetti e la normalità, è impossibile stabilire quando nasce e quanto tempo ci vuole perché si stabilizzi un proverbio. Quindi la dimensione di tempo diventa problematica, in qualche misura arbitraria, com'è anche valutare la capacità di circolazione entro una comunità. E anche quando si confrontano e si raccolgono e si confrontano definizioni tecniche prodotte in abbondanza nelle riflessioni dall'antichità ad oggi, c'è chi ha detto che paradossalmente ci sono più tentativi di definire i proverbi che proverbi stessi, e vi assicuro che proverbi ce ne sono davvero tanti. Il problema di base è proprio la mancanza di criteri indiscutibili, necessari o sufficienti per delineare almeno quello che è il proverbio prototipico, perché appena si è accertata la presenza di una definizione, di un tratto definitorio, si trovano immancabilmente esempi che fanno eccezione, al punto che un folclorista statunitense nel 1931 si arrese dichiarando la presenza nei proverbi di una qualità incomunicabile. Sappiamo riconoscere un proverbio, perché se ci viene proposto lo riconosciamo come tale, ma non sappiamo spiegare perché l'abbiamo riconosciuto. Un altro aspetto solitamente rilevato è che i proverbi devono servirsi di espedienti stilistici, devono costituire frasi ad effetto, quindi generare uno scarto da una semplice comunicazione descrittiva verso l'immaginario, l'intuitivo, al punto che sono stati e sono ancora considerate parte dell'arte verbale, come le canzoni, gli indovinelli, i giochi di parole della letteratura orale. Un noto paremiologo russo li definiva miniature artistiche riflettenti fatti della vita quotidiana in una forma vividamente espressiva. Una bella definizione, certamente. Riflettono tradizioni, usi, costumi locali. È stato già accennato a questo aspetto. Scoprire lo stesso proverbio in altre parti d'Italia, o addirittura nel mondo e in epoche lontane dalla contemporaneità, pensate che si parla addirittura di proverbi nelle tavolette cuneiformi sumere del III millennio a.C. Scoprire tutto questo ne mette in dubbio la particolarità e suggerisce piuttosto una valenza estesa dei proverbi. Per fare un solo esempio fra i molti, a caval donato non si guarda in bocca, è noto ben prima che Erasmo da Rotterdam nel 1536 pubblicasse la sua raccolta ed è largamente diffuso nel mondo. Io azzarderei adesso un neologismo totalmente fuori contesto, ma sono ben consapevole di questo azzardo sia logico che terminologico, ricorrendo anche in questo caso ad una citazione proverbiale. Si parva licet componere magnis, se è lecito accostare cose piccole a cose grandi.
anche questo tratto da una fonte copiosissima di proverbi che è l'antichità greco-latina, nello specifico le georgiche di Virgilio. E azzarderei l'uso di un neologismo della sociologia, lo faccio davanti a due sociologi, quindi l'azzardo aumenta. Il neologismo è glocal, una parola che è fusione delle parole globale e locale. Si dice di una visione che si concentra contemporaneamente sulla dimensione globale o planetaria e su quella locale. Ricorrendo a una definizione semplificata, e anche in questo caso scusandomi con chi fa un mestiere diverso dal mio, ma la definizione semplificata è questa, cioè la glocalizzazione ritiene che il fondamento della società in ogni epoca sia stata e sia la comunità locale, l'interazione tra gli individui, organizzati in gruppi che sono sempre più allargati. Quindi la glocalizzazione pone al centro della sua filosofia l'individuo, la persona umana, il patrimonio locale, materiale e immateriale della persona e del gruppo di appartenenza, ma non perde mai di vista il micro nella sua relazione con il macro. E detto con le parole di un sociologo più tradizionale, che era Ulderico Bernardi, nella prefazione a Proverbi di Confin del 2001, dice Ulderico Bernardi: c'è un mondo dentro e un mondo fuori, uno spazio ambito, racchiuso fra le quattro mura domestiche, e un altro spalancato sui continenti, uno scenario di interni popolato di vite familiari e un palcoscenico smisurato che si allarga a partire dal vicinato del borgo per estendersi sempre più in là fino a comprendere l'intero pianeta. I proverbi, ve ne rendete conto leggendo anche questa amplissima raccolta di Mariano, partecipano di questa doppia dimensione. Cioè esistono i proverbi molto locali che fanno riferimento, come si diceva prima, ad un personaggio specifico, a una situazione specifica, ma e questi sono comunque largamente diffusi, ma la maggior parte dei proverbi hanno una diffusione inimmaginabile, sia in termini di forma che in termini di significati. Un'altra domanda che di solitamente si fa: il genere sta scomparendo? I proverbi sono effettivamente reperti archeologici? Ricerche recenti sembrano dimostrare il contrario, individuando proverbi nuovi oppure modifiche intenzionali o volontarie di proverbi esistenti, questo soprattutto nei giornali, nella pubblicità, nel web. Tuttavia questo pare un fenomeno diverso da quello storicamente attestato, più evanescente, con prevalente intenzione giocosa o propagandistica. Quello che chiamiamo slogan o tormentone condividono con il proverbio la necessità di essere conciso ed efficace, ma il pubblico di solitamente percepisce la differenza tra i due generi. Ovviamente poi, e veniamo alla lingua, il patrimonio tradizionale orale è legato alla varietà linguistica locale e quindi alla competenza della comunità. Io mi sono chiesta fino a quando si capirà qui il significato di parole come baffa, bolsega, crepa, feda, gusela, lep, savoiard, stela, oppure il senso metaforico del detto "i riva tutti sul fil della polenta". Quasi tutti i proverbi sono in relazione con il modello culturale dei parlanti, quindi spesso sono difficili da comprendere se non si conosce lo schema soggiacente, cioè i significati che sono associati a specifiche conoscenze che sono depositate in quella banca della memoria collettiva che è la lingua. Quando si perde il modello, si perde ovviamente il significato del proverbio. Repertori come questo di Mariano Lio operano una funzione di rallentamento del processo, mettendo nuovamente in circolo le conoscenze delle generazioni più anziane, conoscenze che sono state travolte dalle trasformazioni economiche e ambientali dell'ultimo secolo. Un'ultima osservazione sulle immagini, che potrete vederlo, sono molto belle, alcune veramente spettacolari, sia per l'inquadratura che per soggetto. Le foto sono davvero piene di quel fascino di antichità che ci fa riconoscere il nostro passato comune, anche se non riconosciamo specificamente le persone e i luoghi. Comunque,
riprendendo ancora le parole di Danilo Gasparini, lo sguardo di Mariano comunque è rivolto all'oggi, al futuro. E lo dimostrano, secondo me, le moltissime foto di bambini e di giovani che rappresentano per ogni generazione il futuro. E questo sguardo è importante perché la memoria non deve servire a rimpiangere il passato, ma a costruire meglio il presente ed il futuro. Quindi io vi invito con grande piacere a leggere questo bel volume di Mariano, che è il risultato di una ricerca seria, partecipata anche, direi, non solo intellettualmente ma emotivamente. Grazie Mariano per questo tuo lavoro. Davvero, davvero grazie alla professoressa Orsini, anche perché l'ho già detto, ma davvero è una cosa che sento. Il suo intervento di per sé è già una cosa che meriterebbe una pubblicazione, nel senso che mi ha fatto capire cosa sono i proverbi. Io che li ho raccolti ne ho colto delle sfumature nel significato, come si formano, che non ci avevo pensato, quindi grazie davvero. Edoardo, al tuo momento ti passo la parola. Grazie mille. Allora, devo anch'io scusarmi per l'accento, perché io invece ho l'accento dell'alta montagna, dell'Alto Veneto, e forse non parlo molto bene l'italiano. Comunque, se sbaglio mi correggerete. Anche qui la citazione anche, può diventare proverbio anche questa. Quindi io vi ringrazio per questa serata, al Comune di Segusino, a Mariano che ci ha fatto l'invito, e alla professoressa Ursini, il professor Lobruto che sono qui con me. E io vorrei partire dicendo che alla fine dell'Ottocento il fenomeno della migrazione italiana nel mondo è stato una cosa che è arrivata da tante parti del mondo, soprattutto nell'America Latina, e poi si sono formate comunità di questi migranti, no? Comunità dove i figli e i nipoti vivono sentimenti complessi e contraddittori all'interno dei paesi in cui risiedono. Quindi hanno questo compito di cancellare, di integrarsi, ma anche di portare avanti il ricordo della famiglia, della terra dove sono partiti i suoi avi, eccetera. E questo è un fenomeno che è capitato in diverse parti del mondo e che ancora oggi capita a tutti questi migranti che sono in giro per il mondo. Qui questo è il caso di Cipilo, una comunità fondata, come abbiamo detto, per migranti veneti alla fine dell'Ottocento, nel 1882, che particolarmente ancora oggi continua a mantenere viva la cultura e soprattutto la lingua dei loro antenati, ovviamente con le varianti e con gli aggiunti, cose che hanno dimenticate, ma comunque ci sta. Per Cipilo, no, la questione dell'eredità, di ricordarsi quel passato da dove sono migrati i nonni, gli avi, insomma, si è mescolate con i nuovi modi di fare e modi di dire in Messico, acquistati in Messico. Quindi si è formato una specie di mix strano, dove c'è una nostalgia per il passato, ma nonostante si vive nel presente. Qui la memoria fa un compito importante, perché diventa una sorta di deposito che serve agli abitanti di Cipilo per ricordare attraverso la tradizione, dando al passato un significato, ma coerente con le esigenze del presente e progettando un'identità al futuro. Ma qui c'è una cosa interessante, che la memoria non si sviluppa nel contesto individuale, non si sviluppa nel privato, si sviluppa nella sfera pubblica, e quando viene condivisa con ricordi
di altre persone, quindi i ricordi individuali devono essere rafforzati con i ricordi di altri individui, di altre famiglie, e è così che si fa quello che i sociologhi chiamano la memoria collettiva. Nel caso particolare di Cipilo, la firma del gemellaggio nel 1982, oltre alla formazione di un legame istituzionale formalizzare un legame affettivo, ha anche avuto un impatto nella memoria collettiva, no? Una valenza psicologica che in qualche modo ha ricollegato ai cipilegni, a questi figli e nipoti, pronipoti di migranti, con la terra dove erano partiti i loro avi, no? Con le sue radici. Quindi oggi sono 40 anni che si è firmato questo gemellaggio, e questo è il sottofondo, no, della scena che presenta Mariano in questo interessantissimo libro, che conferma questo libro come ci sia una memoria condivisa fra due realtà, quella di Segusino e quella di Cipilo, attraverso il linguaggio. Io direi quella del Veneto e quella di Cipilo. Attraverso una cosa che a volte tutti gli scienziati che vanno a studiare non ci pensano, ma è il linguaggio enigmatico e allo stesso tempo pratico e caratteristico dei proverbi. Mariano ha preparato questa opera con oltre 30 anni di lavoro, sono proverbi raccolti qui a Segusino, ma che sono particolarmente alcuni di loro conservati anche nella realtà cipilegna. Quindi questo libro di Mariano diventa una specie di protesi per ricordare questi proverbi, che alcuni di loro vanno dimenticati. Mettere queste testimonianze scritte, no? E dall'altra parte dell'oceano, Cipilo, fa vedere anche quei proverbi che forse dicevano i nonni o dicevano le nonne e che oggi sono dimenticati, e che poi si leggono e dicono: ah, ma così diceva mia nonna, no? Quindi il particolare di questo libro, no, dove mi sono collegato un po' io, è che è tradotto in spagnolo. Per la prima volta si traducono, forse non per la prima volta, ma per la prima volta è un libro specifico sui proverbi che viene tradotto in italiano e in spagnolo. Voglio dire che il compito di tradurlo non è stato facile, io non sono traduttore di formazione, quindi sono sociologo e sono di là, ma c'è tutta una metodologia per fare la traduzione, e la sfida è stata quella di cercare di catturare il veneto, no? La vivacità della lingua veneta, e tradurlo in spagnolo, che è una lingua anche quella ricca in inflessioni. Qui ci dirà anche la professoressa se sbaglio. Per questo, come diceva Mariano, non era necessario solo sapere le lingue veneta nella particolarità segusinese, cipilegna, oppure qui della Vallata del Piave, neanche conoscere solo lo spagnolo, ma conoscere le realtà e le culture di queste comunità. Quindi al di là di una rigida corrispondenza tra quello che vuol dire il proverbio e come si direbbe in spagnolo, o cercare di capire i proverbi, come bene hanno spiegato, molte delle volte sono legati alla rima o legati a certi aspetti culturali, qui abbiamo cercato non di fare un'equivalenza, una trasposizione, ma mantenere il senso originale della variante veneta in cui vengono scritte e poi sono tradotte in spagnolo. Questo che senso ha? Ha un senso che se qualcuno si dimentica di qualche parola, può trovare direttamente, no, la parola in spagnolo, cioè, pensando nella realtà di qualcuno di là di Cipilo che si è dimenticato, non so, la sua famiglia non dice certe parole, e poi la può vedere là e ricordarsi. Quindi l'opera di Mariano credo che sia davvero interessante per
per questi aspetti che hanno già nominati, e io concludo il mio intervento qua facendo una citazione di Don Quixote, quel famoso libro di Cervantes spagnolo, no? In una parte del Quixote lui dice che la traduzione è come guardare i fili del rovescio dell'arazzo, no? Quindi si vedono tutte le figure ma di un colore diverso, sono un po' scure ma comunque si vedono come ci stanno dentro tutte le filature. Quindi penso che fare un po' questo gioco di parole, no? Serva a capire come qualcuno che legge il libro lo può leggere tranquillamente qui a Segusino in Italia, ma poi, no, rovesciando la realtà all'oltreoceano lo può leggere anche di là con certe sfumature, cercando di capire com'è la realtà di qua. Io lascerei lì il mio intervento e lascio la parola a Mariano. Grazie Edoardo. Grazie per l'intervento e pubblicamente lo ringrazio per il lavoro che mi ha riservato e a cui diciamo è stata una cosa che è durata molti mesi e l'ho impegnato abbastanza, quindi lo ringrazio pubblicamente perché è stato fondamentale naturalmente il suo intervento. Volevo ricollegarmi all'apparato fotografico perché effettivamente c'è una bella serie di foto, in gran parte tratte dall'archivio fotografico di Raimondo Stramare, che era il fotografo di paese di Segusino, e ho cercato di estrapolare una serie di foto che si prestassero a questo argomento. Non è facile creare un collegamento diretto fra foto e proverbi, forse è anche impossibile, però ho cercato di scegliere delle foto che riproducono scene di vita, quindi può essere il rito religioso, il matrimonio, il funerale, può essere la festa della classe, può essere durante il periodo fascista, ce ne sono alcune del periodo fascista molto belle, e quindi foto che danno l'idea di contesti in cui possono circolare i proverbi. Le foto effettivamente, queste sono foto parlanti, direi. Una foto come quella della copertina potrebbe raccontare pagine scritte. Ne approfitto anche per quella della copertina. È una scena molto bella, è una foto scattata nella campagna segusinese. Ci sono 4 giovani che trasmettono spensieratezza, felicità, voglia di allegria, e non capita più oggi, è molto raro vedere gruppi di persone che cantano, ad esempio. Una volta era una particolarità, ogni occasione era buona per cantare. Adesso se in un'osteria qualcuno canta è semplicemente un maleducato e sicuramente viene richiamato subito all'ordine. Dicevo foto parlanti, ne approfitto, questa foto, il ragazzo con le braccia aperte, allora aveva 17 anni, è un ragazzo del 1920 e allora aveva 17 anni perché la foto è del 1937. Poi ce n'è un altro a destra, anche quello nell'atto di cantare a squarciagola, e aveva anche questo 17 anni. Una foto, ripeto, che trasmette davvero allegria. Pensate che questi 2 ragazzi hanno fatto una fine veramente triste. Il primo è morto a poco più di 20 anni, 20-21 anni, in Africa, mentre faceva il carrista. È arrivata una bomba proprio dentro l'apertura del... Quindi pensate, questi ragazzi così giovani che fine hanno fatto. Quello di fianco nel 1945 è emigrato a Milano, era un mazzalovo, figlio di una segusinese, e questo ha fatto una morte molto particolare perché durante i bombardamenti, dicevo, di Milano è stato visto mentre rovistava
fra i bombardamenti, e in quel momento non c'erano tanti processi, era l'accusa di sciacallaggio e sparavano a vista. Sicuramente avrà cercato di recuperare che cosa? Un pezzo di ferro, un qualcosa che poteva essere utile, però non si può fare, ed è stato ucciso così. Quando oggi gli sciacalli girano in giacca e cravatta, direi, nel senso che chi approfitta delle disgrazie degli altri adesso sono premiati forse. E quindi un esempio di foto che così magari a prima vista trasmette solo un sentimento, invece approfondendo si vedono tante altre cose. Quello col violino è Raimondo Stramare, il fotografo, e il piccolino con in dialetto la zimpogna, che è il piccola armonica, forse è Leandro Coppe, il geometra, forse molti di voi lo ricorderanno. Io non voglio andare oltre, se c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa a qualcuno di noi, ben volentieri, e se no abbiamo Diego che ci aspetta con un'ombra e con qualcosa da beccolare, come si dice. Però se qualcuno ha qualche curiosità o voglia di chiedere qualcosa, siamo ben felici. Ecco qua. Buonasera. È molto interessante tutto quello che ho sentito. Alla professoressa vorrei in particolare, anni fa ho sentito di quella saggezza dei proverbi, però a volte risultano contraddittori. Per darvi un esempio, io sono messicano di nascita e quindi la mia lingua madre è lo spagnolo. Là in Messico c'è un proverbio che dice: al che madruga Dios lo aiuta. Chi si alza di buon mattino è aiutato da Dio. Poi c'è un altro che invece dice: no por mucho madrugar amanece más temprano. Però a 180 gradi il contrario. Queste sono cose che una volta io da bambino accettavo come verità in assoluta un proverbio. Tanto è vero che là si dice anche che los proverbios son evangelios chiquitos. I proverbi sono piccoli Vangeli. Questa è una cosa che mi ha incuriosito sempre molto. Grazie. Grazie a lei. Sì, direi che questa è un'obiezione che spesso viene fatta ai proverbi, perché in effetti una delle definizioni più banali dei proverbi è che sono il deposito della saggezza dei popoli. Dopodiché chi li conosce bene, scopre che a volte c'è saggezza, a volte c'è pregiudizio, a volte c'è anche un po' di scurrilità, ma scherzosa, giocosa, e soprattutto quello che si osserva in tutte le raccolte dei proverbi è esattamente la contraddittorietà. Un proverbio dice una cosa, quello dopo ne dice un'altra. Ma perché avviene questo? Avviene perché, essendo i proverbi calati profondamente nelle esperienze umane, le esperienze umane sono contraddittorie, per cui anche i proverbi riflettono la complessità e la contraddittorietà dell'esperienza umana. Quindi non c'è assolutamente da meravigliarsi della loro contraddizione. Ne ho fatto alcuni esempi anche nell'introduzione, nella raccolta di Mariano ce ne sono alcuni che si contraddicono, e poi c'è il terzo che contraddice il secondo, il quarto che contraddice il primo, quindi ci sono delle catene di contraddizioni. Ma diciamo che questa è una riprova che sono strettamente legati a quella che è la contraddittorietà della vita, e dipendentemente dalle strategie conversazionali a volte viene usato un proverbio perché si adegua perfettamente a una certa situazione, e una volta viene usato il suo opposto che si adegua alla situazione diversa ed opposta. Beh, è una cosa che ho sperimentato io, non è neanche una contraddittorietà, ma un'interpretazione che cambia con
con la maturità personale. Alcuni proverbi che ho letto e interpretato 30 anni fa, decenni dopo acquisiscono delle sfumature e dei contenuti diversi, quindi si adeguano al proprio sviluppo personale, soprattutto quelli che hanno a che fare con la moralità, con i rapporti familiari, con la socialità. Alcuni davvero, rimanendo gli stessi, cambiano significato, si modificano nel contenuto. Qualcun altro vuole chiedere qualcosa? Magari ad Edoardo, che effettivamente è un po', rappresenta in questa occasione i due mondi che si uniscono. Bene, e allora io direi che possiamo anche ringraziare tutti, bere l'ombra come si dice. Uno dei problemi che avevamo oggi era quello di garantire il prosecco fresco e vi dico che non è cosa da poco in questo territorio. In più oggi c'erano quasi 40 gradi, quindi vabbè, speriamo che sia rimasto fresco. Io ringrazio davvero tutti, nuovamente tutti i presenti che hanno sfidato il caldo di questa serata, e avremo occasione anche di chiacchierare qua, quindi vi ringrazio davvero e ringrazio gli amici. A questo punto sono degli amici. Ringrazio anche, adesso che lo sto vedendo, la famiglia di Mario Zanella. Grazie, perché la famiglia Zanella degli Andolet è il soprannome che è ancora qui, c'è anche in Messico, è una delle poche famiglie, forse l'unica, che al di là di gemellaggi, al di là di ricorrenze, ha mantenuto i rapporti di qua e di là. Quindi dagli anni 20 c'è un rapporto epistolare che io ho letto in parte, e si capisce proprio che si scambiano le informazioni di casa, come sta questo, come sta l'altro, quest'anno il raccolto è andato così, e che ha mantenuto, è stato un filo continuo nel legame fra le due comunità. E quindi grazie, mi ha messo a disposizione delle foto e del materiale. Grazie ancora a tutti, e passiamo ad stare un po' in compagnia. Grazie ancora a tutti, grazie.